E noi chiediamo molta attenzione alle strutture cosiddette IPAB o case di riposo, perché stanno vivendo una situazione veramente complicata e chiediamo che l'amministrazione, quindi regionale, possa attenzionare queste strutture che sono veramente in crisi. Presidio di CGIL Cisle Will davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera per chiedere alla Regione interventi immediati nelle RSA. Mentre i rappresentanti sindacali manifestavano, una delegazione incontrava l'assessore Lanzarin. Positivo un incontro perché c'è stata la disponibilità dell'assessore Lanzarin e è stato anche positivo perché c'era il dottor Rigoli, quindi ci ha dato alcune indicazioni tecniche e la disponibilità appunto di discutere con noi e con gli addetti ai lavori tutto il ragionamento sui tamponi e non solo, perché da profani sai alcune cose e tecnicamente poi ti spiegano il perché è meglio fare una cosa rispetto all'altra. Poi dal punto di vista assunzionale noi abbiamo fatto appunto le proposte che le ULS assumino loro il personale necessario per mandare di rinforzo alle case di riposo. Abbiamo parlato anche della sicurezza degli operatori, appunto c'era il dottor Rigoli e ci è stata data anche assicurazioni da questo punto di vista per avere un confronto diretto con Rigoli, con la dottoressa Russo, per capire poi quali altre azioni possiamo fare per i lavoratori ma anche per gli utenti, pensiamo all'RSA, per metterli in sicurezza. Abbiamo sottolineato in questo momento che bisogna assolutamente agire con un piano straordinario di assunzioni, perché abbiamo il personale stremato nelle RSA e IPAB, che i bilanci non potrebbero neanche sopportare l'assunzione ancora di personale, per cui assolutamente che si attivi la conferenza anche Stato-Regioni, insomma qualcuno se ne deve anche occupare, perché non possiamo lasciare ai margini la gente morire e ammalarsi soprattutto anche. Lanzarin ha illustrato le intenzioni della Regione. C'è un tavolo specifico tecnico che si è riunito la settimana scorsa e si riunirà penso insomma la settimana prossima, adesso non lo so, insomma nelle prossime settimane, specifico per la questione del personale e quindi che sta affrontando con la parte regionale, quindi la parte della sanità e del sociale, come cercare di effettivamente dare una mano sia con gli interventi a breve sia gli interventi invece un po' più quindi di programmazione eccetera, no? Quindi un po' più a lungo. E poi c'è la richiesta e io avevo già detto insomma che settimana prossima penso convocherò i sindacati invece per altre questioni.